Il diabete è una patologia molto diffusa, coinvolge oltre 250.000 veneti ed è molto bella l'iniziativa Diabete a ruota libera che unisce le due regioni, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, arrivando anche in Slovenia. Il diabete non ha confini e soprattutto il grande messaggio di prevenzione e di un corretto stile di vita, della sana alimentazione, dell'attività fisica che questa associazione promuove. Partiranno venerdì da Conegliano Veneto, passeranno per Vittorio Veneto per poi portarsi in Friuli Venezia Giulia. La Regione vuole essere vicina a questo mondo del volontariato che promuove un'informazione e diffonde tra le persone lo stare bene, ma lo stare bene in modo sano, e quindi dare una mano, una possibilità in più a tutti quanti i veneti, a tutti quanti i cittadini friulani, in segno anche di amicizia tra le due regioni, e soprattutto con un'attenzione particolare ai più giovani, ai più piccoli, ai 150.000 friulani e ai 250.000 veneti che quotidianamente devono affrontare questa patologia. Abbiamo ideato questo evento di sensibilizzazione sul diabete che si chiama Diabete a ruota libera, e in 3 giorni gireremo il Friuli Venezia Giulia, ma anche il Veneto e la Slovenia, perché il diabete non ha confini, e attraverseremo, insomma, andremo a fare informazione sul territorio direttamente. Abbiamo la fortuna di avere una rete diabetologica molto competente che pedalerà al nostro fianco, e quindi dovrete scendere in piazza, venite a cercarci, abbiamo una pagina Facebook che si chiama Diabete a ruota libera, dove troverete il dettaglio di tutte le informazioni. Potrete misurare gratuitamente la glicemia come forma di prevenzione al diabete, troverete la Lamborghini della Polizia di Stato, troverete i Vigili del Fuoco, troverete la Croce Rossa, troverete un mondo di associazioni che sanno che col diabete si può convivere serenamente, conoscendo quelle che sono le strategie più adatte. Vi aspettiamo venerdì 5 settembre, partiremo da Conegliano, Vittorio Veneto, Sacile e Pordenone. Il 6 settembre invece partiremo da Gemona del Friuli, scenderemo giù a Udine, Fara di Sonzo, andremo in Slovenia sulla piazza della Transalpina e finiremo la tappa a Gorizia. L'ultima tappa, che è domenica 7 settembre, partirà da Grado, in provincia di Gorizia, arriverà ad Aquileia, raccoglieremo la storia romana, chissà come gestivano il diabete ad Aquileia, dopodiché partiremo per Monfalcone e finirà la tappa in piazza Unità d'Italia a Trieste. Vi aspettiamo, cercateci, è un evento importante di sensibilizzazione, scendete in campo con noi perché fare informazione è importante.